Buongiorno onorevole, grazie per essere qui a TGCOM24. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, eccomi qua. Allora onorevole, glielo chiedo subito perché è titolo nelle prime pagine oggi di tutti i quotidiani, questa rissa a sinistra, sono volati anche parole pesanti, toni molto accesi. Bersani ha dato a Grillo questo epiteto di fascisti del web, le chiedo subito, ma lei si sente un fascista del web? Io credo che sia ingiusto e mortificante qualificare fascisti i milioni di cittadini che attraverso il voto di protesta di volta in volta dato al Movimento 5 Stelle, all'Italia dei Valori, ma soprattutto a coloro che non vanno neanche più a votare, dimostrano in tal modo la sfiducia che hanno verso la politica e le istituzioni. Questo voto di protesta va capito e va risolto, non va ghettizzato con la qualifica di fascista, così come credo, per amor della verità, che sia ingiusto qualificare piduista Bersani, che mi pare che con i piduisti non abbia mai avuto a che fare, si sia sempre battuto contro di essi. I nomi dei piduisti li ricordiamo bene, da Licio Gelli e a quella vecchia partitocrazia che gli stiava intorno, e non mi pare che Bersani possa essere qualificato in tal modo. Però a Bersani voglio dire questo, egli dice: si confrontino con noi queste forze dell'opposizione. Beh, caro Bersani, l'Italia dei Valori si è già confrontato con voi e si vuole confrontare sui temi concreti. A Parma, dove che sia da fare la festa, a Reggio Emilia mi pare, neanche siamo stati invitati. A Vasto vi abbiamo invitato e il 21, 22, 23 settembre facciamo anche noi la nostra convention e neanche ci avete risposto se venite. Sui temi concreti come la giustizia, come la difesa delle fasce sociali più deboli, come una politica alternativa sia alla politica opportunistica e personalistica di Berlusconi, che pensava solo a farsi gli affari suoi, sia soprattutto a questa politica di Monti a favore del sistema finanziario, del sistema dei poteri forti e della casta, che toglie ai più deboli e ai più onesti per dare ai più spregiudicati e ai più forti. Ecco, rispetto a tutti questi temi entriamo nel merito e non semplicemente chiedete l'annessione e il voto a prescindere senza confrontarci su quale tema. Noi su questo vogliamo farlo. Ai cittadini italiani diciamo subito: lo sapete i cittadini italiani che stanno facendo una legge elettorale per eliminare coloro che non la pensano come il pensiero unico che si vuol far credere ai cittadini? Ecco, noi diciamo ci vuole una legge elettorale in cui ogni cittadino italiano possa sapere prima che va a votare a chi dare il voto, per quale programma e con quale leadership. Ecco onorevole, torneremo tra pochissimo proprio sulla legge elettorale. Lei prima lo ricordava, appunto il PD non vi ha invitato alla festa del Partito Democratico a Reggio Emilia, ma il matrimonio è davvero finito oppure insomma se ci fosse un'apertura potrebbe tornare un'alleanza come era stata a partire dalla foto di Vasto? Vede, usciamo dall'equivoco e dall'ipocrisia. La legge elettorale che stanno predisponendo, su cui noi dell'Italia dei Valori ci opponiamo perché noi abbiamo presentato una proposta di legge elettorale che nessuno riferisce, ringrazio voi che mi date la possibilità di dire, la proposta dell'Italia dei Valori è stata sottoscritta non solo dai 20 deputati dell'Italia dei Valori, ma da 1.200.000 cittadini del comitato referendario di cui faceva parte pure l'Italia dei Valori, ma non solo l'Italia dei Valori, tante altre personalità, tante altre associazioni e movimenti. 1.200.000 cittadini hanno presentato attraverso una proposta referendaria una legge elettorale che metteva all'un tempo in condizione sia di costruire una maggioranza, sia di sapere prima quale maggioranza l'elettore andava a votare, sia di impedire le transumanze. Bene, questa legge elettorale è stata messa nel cassetto, anzi in cantina della Camera, da dove vi sto parlando, e si sta proponendo una legge elettorale che non prevede la esistenza, l'indicazione della coalizione prima del voto. Quindi alla domanda che lei mi ha detto, ma si può ritornare a fare un matrimonio fra Italia dei Valori e PD? Ma non prima delle elezioni, perché questa legge elettorale che stanno facendo e che noi contestiamo non prevede la coalizione prima delle elezioni, prevede che i partiti si mettono insieme dopo le elezioni sulla base del risultato elettorale. Allora io dico ai cittadini, cari cittadini, più forza darete all'Italia dei Valori, più convinceremo spontaneamente gli amici del PD a
a fare delle leggi sulle intercettazioni telefoniche che mette in condizioni i magistrati di andare avanti, a capire chi ha fatto la trattativa fra Stato e mafia e non di impedirlo come si sta facendo in questo momento, a difendere il mondo dei lavoratori e degli operai che con le nuove leggi che sono state poste in essere sono stati dequalificati, a approvare la legge anticorruzione. Ecco, allora alla domanda che lei mi ha detto io rispondo tranquillamente. Io avrei voluto una legge elettorale che prima delle elezioni metteva di fronte spalle al muro il Partito Democratico e tutti noi per dire quale programma e quale coalizione. Loro si vogliono mantenere le mani libere, allora più forza si darà all'Italia dei Valori, più saranno spintaneamente alla Di Pietrese, portati a portare avanti un programma che mette in condizione gli italiani di avere delle leggi che aiutano la giustizia ad andare avanti, aiutano le fasce sociali più deboli e più oneste ad essere considerate. Onorevole, sempre Bersani ha detto Di Pietro si è autoescluso dal centro-sinistra, è vero oppure no? Invito i cittadini italiani a chiudere un attimo gli occhi e a riflettere. Il centro-sinistra che sono andati a votare nel 2008 è quel centro-sinistra che si opponeva al centro-destra. Oggi come oggi il centro-sinistra di Bersani sta con il centro-destra di Berlusconi sostenendo lo stesso governo. Chi si è messo fuori dal centro-sinistra? Io, che sono rimasto coerente con i voti e con l'impegno preso con gli elettori, o loro che hanno fatto gli inciuci destra e sinistra? Senta onorevole, tornando invece alla rissa appunto, PD da una parte, Movimento 5 Stelle dall'altra, lei ha preso posizione e a questo punto le chiedo, ma un'eventuale alleanza con il Movimento 5 Stelle da parte dell'Italia dei Valori è plausibile? Vede, i cittadini italiani si stanno dividendo fra coloro che votano a questo e a quel partito secondo le proprie indicazioni, coloro che non ne possono più e non ci vanno neanche più a votare e coloro che vogliono protestare. L'Italia dei Valori è una formazione politica che non si vuole limitare a protestare, ma vuole costruire un'alternativa di governo, sia alle politiche berlusconiane, quelle dell'interesse proprio, vado al governo e in Parlamento per farmi le leggi che mi servono per non farmi processare e per specularci sopra, sia alle politiche montiane, che è quello del ragioniere che per far quadrare i conti, do coglio, prendo dove è più facile prendere i soggetti più deboli e più onesti e invece lascio le grandi lobby fare quello che gli pare piace. Un'alternativa di governo intendiamo portare avanti noi. In questo senso, quindi, un voto all'Italia dei Valori è un voto che dà la possibilità di costruirla questa alternativa, non di viverci dentro e di fare il doppio gioco, dire che si vuole essere diversi da queste politiche e nello stesso tempo appoggiarle. Quindi insomma non c'è all'orizzonte al momento uno scenario che vi vede allineati ai grillini? La differenza fra l'Italia dei Valori e i grillini sta in questo, di rispetto, perché entrambi esprimono una protesta contro le attuali politiche di governo e contro soprattutto le politiche della destra berlusconiana. Ma mentre noi vogliamo costruire un'alternativa, il Movimento 5 Stelle in questo momento si limita alla protesta. Va rispettato, ripeto, perché chi protesta è come quella persona a cui schiacci i piedi e dice aia quando mi fa male. La colpa non è di quello che si lamenta, la colpa non è dell'agnello, la colpa è del lupo. E in questo caso io quindi rispetto il Movimento 5 Stelle che vuole andare da solo alle elezioni e non intendo tirarlo per la giacchetta. Ai cittadini italiani dico, di mera protesta si muore, bisogna costruire un'alternativa. Il voto all'Italia dei Valori è un voto che costruisce, oltre che rompere le politiche da Prima Repubblica che anche in questo scorcio di Seconda Repubblica stanno portando avanti. Pensa, onorevole, che in qualche modo Grillo, mi perdoni il termine, le possa aver scippato un ruolo nell'antipolitica? Ma vede, io non sto facendo antipolitica, qui dobbiamo intenderci cosa si intende per antipolitica e cosa si intende per politica. Secondo lei è politica quella di mettersi insieme due coalizioni che sono andate alle elezioni, uno con un programma opposto all'altro e poi si mettono insieme per governare? Secondo lei è politica quello di fare una legge elettorale in cui non si dice agli elettori qual è il tuo programma e qual è
l'alleato con cui ti metterai a fare il governo il giorno dopo. Io credo che questo sia antipolitica. Allora, lei crede che sia antipolitica quella che si accinge a fare l'Italia dei Valori dal 6 ottobre? Noi faremo un grappolo di referendum in cui da una parte difenderemo i soggetti più deboli, cioè faremo un referendum sull'articolo 18 e sull'articolo 8 in difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori e quantomeno quelli del contratto unico nazionale. Dall'altra un referendum per eliminare i privilegi della casta, a cominciare da quel che è di fatto il doppio stipendio dei parlamentari, cioè i rimborsi che vengono ad essi dati. In ottica di questo genere ci qualificano antipolitica. Io credo che ricorrere al voto dei cittadini sia fare politica, giocare sul voto dei cittadini per farsi gli affari propri sia quella l'antipolitica. Allora, vedete, col termine politica e antipolitica dipende di cosa ci mettiamo dentro, per dire chi sta facendo politica e chi sta approfittando della politica per farsi gli affari propri. Onorevole, quindi tornando al discorso di prima, l'Italia dei Valori si presenterà col movimento da solo alle prossime elezioni? Oh, signora mia, la ringrazio di questa domanda. Glielo ripeto ancora una volta, la legge elettorale che stanno facendo è una legge elettorale in cui ogni partito si presenta da solo. Mi capisce o no? Non è prevista la coalizione, per cui per definizione ogni partito si presenta con il suo leader di partito che si candida per governare il Paese. Dopo le elezioni si mettono insieme quelle forze con cui riuscire a fare il 51%. È chiaro quindi che dire che si va da soli non è che è una condizione che si pone l'Italia dei Valori, è una condizione necessitata dal fatto che la legge elettorale che stanno facendo è una super porcellum che prevede che i cittadini vadano a votare, ognuno al partito che ritiene più confacente alle sue aspirazioni, ma il giorno dopo questo partito si dovrà mettere insieme con chi gli fa più comodo per arrivare al 51% e per arrivarci con un programma che gli fa più comodo per stare seduto alla poltrona. E le ripeto, io con il Partito Democratico, o meglio con gli elettori del Partito Democratico, voglio fare un discorso molto serio. Più forza si dà all'Italia dei Valori, più il programma che dovranno necessariamente attuare il giorno dopo le elezioni sarà un programma che li vedrà più responsabilmente vicini agli interessi dei cittadini. È chiaro che se in Sicilia, lei sa che fra 2 o 3 settimane bisogna presentare le liste per votare in Sicilia. In Sicilia il Partito Democratico ha già stabilito che si allea con l'UDC, cioè con lo stesso partito che in questi anni e decenni passati ha portato avanti in Sicilia come governatore prima Cuffaro, che adesso è nelle patrie galere, e poi Lombardo, che si è dovuto dimettere per tutti i problemi che sappiamo e per lo sfascio economico, finanziario ed etico a cui ha portato la Sicilia, e ci si rimette insieme. Allora, chi sta abbandonando il centro-sinistra? L'Italia dei Valori o lo sta abbandonando questa leadership del Partito Democratico che in Sicilia, ripeto, ha scelto la continuità con i governi anche che hanno portato allo sfascio la Sicilia, il Paese, e che addirittura qualche governatore l'hanno dovuto pure mandare in galera? O chi sta con i cittadini? L'Italia dei Valori, che nel rapporto fra Stato e mafia si sta battendo affinché i magistrati possano accertare, una volta già accertato, perché i cittadini devono sapere che è già stato accertato giudizialmente che vi è stata una trattativa fra Stato e mafia, e già questa è aberrante in uno Stato di diritto. Adesso i magistrati vogliono sapere chi ne è stato il mandante, e in quest'ottica tutti gli si mettono contro, addirittura invocando sanzioni disciplinari, interventi disciplinari nei confronti di quei magistrati. Noi li vogliamo difendere, questa è la nostra politica, e ai cittadini, anche agli elettori del Partito Democratico, noi ci rivolgiamo per dire loro: non fatevi fregare dalle sigle, né fatevi fregare soltanto dalle terminologie. Chi sta difendendo lo Stato di diritto in questo momento? E a questi date la forza di portarla avanti. Onorevole, veniamo invece alle questioni interne all'Italia dei Valori. Qualcuno sostiene che ci sarebbe una fronda che strizza in qualche modo l'occhio al PD. Ecco, c'è bisogno di ricompattare il partito. È vero che l'esistenza di questa corrente è in qualche modo più vicina al centro-sinistra, al Partito Democratico? Ma guarda che non è che è più vicino al centro-sinistra, vedete come io la ringrazio davvero per queste sue domande, perché dimostra come il martellamento che stanno facendo questi sistemi, questi personaggi, confonde l'informazione, anche voi stessi che fate informazione venite confuse. Più vicino al centro-sinistra, noi siamo il centro-sinistra, non che ci stiamo allontanando dal centro-sinistra. Il Partito Democratico è il Partito Democratico che deve risolvere i suoi problemi. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo rilanciato e rilanciamo la foto di Vasto, inteso come
programma di governo alternativo alle destre. Allora, all'interno dell'Italia dei Valori stiamo dicendo le stesse cose. Noi vogliamo costruirla questa alleanza, perché sappiamo bene che al 51% da sole non ci arriviamo, e sappiamo bene però che non possiamo, pur di arrivare al 51%, vendere l'anima al diavolo. Noi vogliamo costruire un programma che sia rispettoso del mandato che ci danno i nostri elettori, e allora in questo senso la forza dell'Italia dei Valori sta proprio nella sua indisponibilità al compromesso al ribasso che si sta facendo in questo momento. Ecco, ma sulle correnti che ci sarebbero interne al suo partito che cosa ribatte? Ma all'interno del nostro partito non ci sono correnti, c'è una volontà comune, condivisa, di poter costruire un'alleanza. Il problema di fondo è se costruire un'alleanza costi quel che costi, e allora evviva tutti coloro che fermano i magistrati di Palermo per accertare la verità sul rapporto Stato-mafia, evviva il governo Monti che promette sempre la luna di domani e intanto ti ha dato l'inferno di oggi, evviva l'inciucio sulla legge elettorale. Oppure, come stiamo dicendo noi dobbiamo rimanere fermi sulle nostre idee, sul nostro impegno, sulla nostra politica di Stato di diritto e della legalità, e in questo senso rispondere solo e direttamente ai cittadini. Allora, noi ringraziamo l'onorevole Antonio Di Pietro, chiedo una cortesia all'onorevole, dobbiamo fare qualche istante di pausa e poi ci piacerebbe davvero tornare nuovamente in linea con lei per qualche altra domanda di politica. Ci ha raggiunto anche, continuato sempre qui con noi, il direttore del Giorno, Ugo Cernomo, che ha una domanda per lei. Allora, qualche istante di pausa e poi torniamo con l'onorevole Di Pietro. Torniamo allora in diretta con l'onorevole Antonio Di Pietro. Il direttore del Giorno, Ugo Cernomo, ha una domanda per il leader dell'Italia dei Valori. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei. Vedevo passare sullo schermo una sua dichiarazione che si rifà appunto a quanto lei ha detto finora: rispondiamo solo ai cittadini. Allora, dentro di me io penso sempre ai cittadini e anche all'elettorato della sinistra, quella sinistra alla quale lei si richiama e dice appunto di essere lei per primo la sinistra, ancor più che il PD. Ma allora le chiedo, la sensazione che si ha, che può avere almeno un elettore di sinistra, di quel centro-sinistra perlomeno, è quella di vedere per l'ennesima volta un copione già visto, ovvero una sinistra che litiga, che arriverà a un appuntamento elettorale in formazione sparsa, riportandoci di fatto a un clima che si rifà o che si avvicina a quello della Prima Repubblica, quella Prima Repubblica dalla quale sembrava di essere usciti anche quando lei era in veste diversa, cioè rappresentava diciamo non era ancora in gioco da un punto di vista politico, e questa è la sensazione che si ha, che si avverte sentendo parlare lei. Mentre da parte di Grillo è naturale che questo avvenga, mi chiedo, ma l'Italia dei Valori, e in questo caso Di Pietro, non crede che in questo modo si finisca per consegnare il Paese per l'ennesima volta a una grande coalizione, a un grande centro, o comunque a qualcosa di simile a tutto questo, e che si ripiombi di fatto a una situazione di ingovernabilità simile a quella di anni lontani tutto sommato, ma neanche troppo? La ringrazio della domanda. Io credo che sia ormai antistorico ghettizzarci su chi è di sinistra e su chi è di destra secondo gli schemi storici di un tempo. Oggi come oggi io credo che la differenza deve essere fatta fra chi vuole difendere la massa dei cittadini, quelli cioè che non hanno voce, e chi invece si limita a difendere, o meglio a rappresentare, soprattutto all'interno delle istituzioni, in un modello, questo sì, piduista, senza accusare nessuno, ma il modello piduista, cioè vale a dire io do una mano a me, tu dai una mano a te, soltanto la casta e i poteri forti. In questo senso, se mi si dice che sono di sinistra perché intento stare dalla parte dei lavoratori, intento stare insieme alla FIOM a portare avanti i diritti delle fasce sociali più deboli, perché intento difendere la legalità, perché intento affermare dei principi per cui
quando si tratta di trovare i soldi non vanno prese dai servizi essenziali come la giustizia e la sanità, ma vanno prese per esempio non andando ad acquistare 100 aerei da combattimento o ritirando i soldati e le truppe che stanno facendo guerra in giro per il mondo, per esempio non facendo pagare i soldi che servono agli esodati ma facendolo pagare agli scudati fiscali e così via. Se questo vuol dire essere di sinistra, allora sono di sinistra, ma definire sinistra e destra una spaccatura dell'elettorato a prescindere, io non ci credo più. Io mi rivolgo a tutti, l'Italia dei Valori è una formazione politica post-ideologica della Prima Repubblica che vuole rispondere a tutti i cittadini che ritengono che in uno Stato di diritto ognuno debba rispettare le regole del gioco, perché quando le regole del gioco vengono corrotte e travisate c'è qualcuno che, come è il gioco del calcio, vince perché gioca in 11 o perché ti rimporta dal fuorigioco, e questo non ci sta bene, perché in questo modo chi ci rimette sempre il più onesto e il più debole. In questo senso io dico, difendo il centro-sinistra, lei mi avrà ascoltato, dico sempre dalle destre berlusconiane, perché io non ghettizzo, non demonizzo e non ridicolizzo le persone che si sentono intimamente di destra. L'interessante è che rispettano la legge, che rispettano le regole del gioco e che nelle regole del gioco si confrontano democraticamente con gli altri. Quando si fa una legge elettorale come si sta facendo adesso, per cui per poter raggiungere il 51% non si chiede solo il voto ai cittadini, ma si dice che il partito che maggioritario deve prendere un altro 15-20% in più a gratis, pur se i cittadini non l'hanno votato, soltanto perché così deve raggiungere la maggioranza dei parlamentari. Mi sembra che sia una forzatura della democrazia. Invece io credo che un partito deve raggiungere la maggioranza convincendo i cittadini a votarlo, non truffando e truccando le regole del gioco per raggiungere questa maggioranza. E in quest'ottica, quindi, quando lei mi dice ma litigate e fate vincere la destra, ora a me non basta dire si litiga a destra e si litiga a sinistra, che pure è vero. Quel che io affermo è io non sto litigando con nessuno, io semplicemente non voglio scendere a un compromesso al ribasso, perché al cittadino comune avere una sinistra tutta unita, che però toglie i diritti fondamentali ai lavoratori, che però manda in guerra i nostri soldati quando la Costituzione lo vieta, che però impedisce ai magistrati di poter accertare per quale ragione chi è stato il mandante nella trattativa Stato-mafia, ma che me ne faccio di una sinistra unita di questo modo? Onorevole, ecco, ancora una cosa le voglio chiedere, invece, parlando dello scenario opposto, prima ha nominato Berlusconi, ecco, una sua opinione in merito, che cosa accadrà? C'è questo rebus ancora da sciogliere su una ricandidatura o meno di Berlusconi? Guardi, io non so cosa voglia fare Berlusconi, so però cosa ha fatto Berlusconi. Ha usato le istituzioni per motivi giudiziari. Io, a differenza di altri che hanno creduto, e anche di quella tanta brava gente che all'inizio l'ha votato pensando che risolveva i problemi del Paese, quando già mi aveva chiesto di fare il ministro nel suo governo, gli dissi di no, per un motivo molto semplice, perché avevo capito che si era messa a fare politica per scegliere la terza strada giudiziaria. Io quando ero magistrato conoscevo due strade giudiziarie dell'imputato rispetto alla giustizia: o si affidava alla giustizia e ne accettava il verdetto, o si dava la fuga, faceva il latitante. La terza via, quella berlusconiana, è quella che vado al Parlamento, vado al governo e mi faccio le leggi per non farmi processare e per non fare scoprire le prove del mio reato. Quindi capisco cosa ha fatto Berlusconi negli anni passati e lo contrasto, non perché si chiama Berlusconi, ma perché è una persona che ha usato le istituzioni per farsi gli affari propri e in questo modo ha impoverito, soprattutto moralmente, eticamente, i cittadini. Io ho sempre detto che contrasto in modo determinato le politiche, ripeto, le politiche del governo Monti, perché sono politiche recessive, sono politiche che impoveriscono ancora di più il Paese, ma meno male che Monti abbia sostituito Berlusconi, perché prima mi vergognavo anche a parlare o andare all'estero perché ci irridevano, prendevano in giro, sfottevano. Insomma, essere italiani era come essere un minus habens. Ecco, in questo senso l'idea che Berlusconi possa tornare al governo io lo affido agli italiani, nel senso che se dovesse ricandidarsi pensateci due volte, perché una volta si può credere alle favole, la seconda volta diventa un incubo. Onorevole, ancora una cosa, oggi il giornale in prima pagina pubblica questo articolo che la riguarda, dice: referendum d'oro, così Di Pietro in tasca 1 milione, diceva non vogliamo soldi pubblici, ora prende rimborsi sulle
consultazioni. Ecco, la faccio rispondere a questo articolo che c'è oggi sul quotidiano. Ben volentieri, in realtà devo dire che l'articolo poi, se lo si va a leggere, è anche onesto nel rappresentare una verità, e cioè che l'Italia dei Valori ha fatto 2 referendum, non da sola, ma insieme a un comitato referendario, e insieme a questo comitato referendario ha anche ricevuto i finanziamenti previsti dalla legge in caso che il referendum si faccia e raggiunga la maggioranza degli elettori che vanno a votare su questo referendum. Quindi è un rimborso referendario sul fatto che noi abbiamo proposto 2 referendum importanti, uno che l'acqua deve essere pubblica di tutti, l'altro che per le energie non bisogna affidarsi alle energie nucleari, ma bisogna affidarsi alle energie rinnovabili. Quindi per fare questi 2 referendum abbiamo speso dei soldi che in parte lo Stato ha rimborsato e che a me sembra una cosa corretta, averlo dichiarato nei nostri bilanci e aver messo a bilancio anche quella parte che è avanzato e non l'abbiamo regalato certamente a nessuno. Lo abbiamo messo a disposizione appunto solo per le attività politiche. In questo senso quindi io credo che abbiamo fatto il nostro dovere. Ce ne fossero, noi ne faremo altri 4 di referendum, non per intascare dei fondi, ma semplicemente per far chiedere ai cittadini, avremo dei rimborsi solo se arriveremo al risultato chiedendo ai cittadini: volete eliminare il doppio stipendio dei parlamentari? Volete garantire ai lavoratori il minimo salariale e soprattutto il diritto di poter decidere da sé in fabbrica alcuni diritti fondamentali come vanno acquisiti con l'articolo 18? Bene, in questo senso io credo che in una democrazia evoluta, meno male che ci stanno i referendum. Questa idea che si vede nei referendum una impulso come lo chiamate, antipolitica, ma la politica per eccellenza è quella che prevede che tutti i cittadini possano esprimere le loro idee, e chi si attiva per metterli insieme, coagularli e farli andare a votare, mettendoci impegno, determinazione, certamente non facendosi pagare per il proprio lavoro, ma usando quei soldi per stampare i moduli, per poter andare a autenticare le firme, per portarli in Cassazione, per fare campagna referendaria, eccetera, a me pare che sia un gesto di alta democrazia, di cui essere orgogliosi. Allora, onorevole, intanto la ringraziamo, noi ci dobbiamo fermare ancora qualche istante, i tempi televisivi ce lo impongono, poi se lei può rimanere ancora con noi abbiamo qualche domanda finale da farle. Ancora grazie, una breve pausa e poi torniamo in diretta a TG24. Sempre in linea con noi, in diretta con noi c'è l'onorevole Antonio Di Pietro, che ringraziamo per questo intervento questa mattina a TGCOM24. Allora, onorevole, abbiamo affrontato insieme tanti argomenti, le chiedo ancora una cosa invece sullo scontro tra Procura di Palermo e Quirinale, il conflitto di attribuzione, insomma uno scontro anche tra istituzioni. Le chiedo ancora una volta, secondo lei la Procura di Palermo ha agito in piena legalità, nel rispetto assoluto della legalità? Come ha già detto il procuratore di Palermo Messineo, non c'è alcuno scontro. La Procura di Palermo ha applicato la legge esistente ed è obbligata ad applicare la legge esistente. La legge esistente dice che quando ci sono delle telefonate che per la Procura della Repubblica non sono rilevanti, esse vanno depositate per metterla a disposizione delle difese degli imputati nel caso costoro le possono trovare rilevanti, prima di poterle cancellare. Ed è evidente, è una garanzia di difesa delle parti, non solo dell'accusa ma anche della difesa. Stabilito questo, nessuna Procura della Repubblica, men che meno quello di Palermo, ha intercettato il Presidente della Repubblica. Stavano intercettando un privato cittadino, ex potente di Stato, ex Presidente del Senato, ex Vicepresidente del CSM, ex Ministro dell'Interno, ma tutto ex, che si chiama Nicola Mancino, il quale invece di telefonare alla moglie, ai figli, all'avvocato, ha pensato di telefonare al Presidente della Repubblica chiedendogli di intervenire in suo favore in relazione al procedimento che lo riguardava. E la Procura della Repubblica che colpa ne ha se intercettando Mancino questo, invece di parlare con chi di dovere, parla col Capo dello Stato e parla dei guai propri, e soprattutto con i consiglieri del Capo dello Stato cerca di raccordarsi su come fare per fermare queste attività che stavano svolgendo nei suoi confronti. Allora, stabilito questo, io credo che proprio in relazione a ciò
andare a sollevare un conflitto di attribuzioni sia un atto di una forzatura sostanziale, al di là della correttezza formale che nessuno vuole mettere in dubbio, del Capo dello Stato in relazione a una vicenda invece che chiede la massima trasparenza e il massimo impegno di tutti nello stare vicino alla Procura della Repubblica, vicino all'autorità giudiziaria che sta cercando di capire che cosa. Chi ha dato mandato all'interno delle istituzioni di trattare con la mafia, perché la trattativa fra Stato e mafia è già stato accertato giudizialmente con sentenza penale passata in giudicato. Si tratta di vedere chi ne è stato l'artefice e il concorrente all'interno delle istituzioni. Il Capo dello Stato, Napolitano, aveva 7 anni e aveva modo diversi che mettersi proprio di traverso nei confronti della Procura di Palermo. 7 anni perché, lo voglio ripetere, 7 anni perché lui ha fatto 7 anni il Capo dello Stato, ma in realtà è dal 1997, ripeto, dal 1997 che esiste questo problema di vuoto legislativo. Vuoto legislativo vuol dire che la legge non dice che cosa ne deve fare l'autorità giudiziaria nel caso in cui ad essere intercettato indirettamente sia il Capo dello Stato. In questo caso è stato intercettato il Capo dello Stato, non il Capo dello Stato, ma Mancino che parlava con lui. E allora di queste telefonate si deve cancellarle senza neanche ascoltarlo, si deve dare la possibilità ai cittadini, alle parti in causa, cioè anche ai difensori degli imputati, degli indagati, di conoscerlo. E questo problema è venuto a galla già nel 97 con riferimento al Presidente della Repubblica Scalfaro e con riferimento a quando era all'epoca Ministro Flick. Il Ministro Flick è venuto alla Camera e ha detto non possiamo fare niente contro ciò che dicono i magistrati perché c'è un vuoto legislativo, la legge non prevede in questo caso come comportarci e ai magistrati non resta che applicare anche nei confronti del Capo dello Stato quelli che si applica nei confronti di tutti i cittadini. Stabilito questo, ripeto, dal 97 ad oggi la Camera, il Parlamento doveva fare una legge se voleva cambiare l'attuale legislazione con riferimento al Capo dello Stato. Il Capo dello Stato ha avuto 7 anni per mandare un messaggio alle Camere per chiedere di fare una legge che risolvesse questo problema, se ne è ricordato all'ultimo anno, agli ultimi mesi del suo mandato proprio in relazione a una telefonata che lo interessa direttamente perché una persona successivamente indagata per falsa testimonianza lo telefona per intervenire in suo favore presso alcuni magistrati. Beh, abbiate pazienza, questa è una forzatura sostanziale in uno Stato di diritto da parte del Capo dello Stato. Io sto senza se e senza ma con la Procura della Repubblica e dico il Parlamento si assume la responsabilità di fare una legge, se non gli va bene la legge attuale che prevede che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, Capo dello Stato compreso, ma non criminalizzi i magistrati in un momento così delicato che vengono delegittimati e quindi resta più difficile per loro accertare un fatto di una estrema gravità. Ecco perché io dico che in questo momento il comportamento del Capo dello Stato è stato inopportuno e per quanto mi riguarda non solo me, ma utilizzando le parole di un costituzionalista ex presidente della Corte Costituzionale, quindi non lo mettete solo in bocca a me queste affermazioni, non è stato solo inopportuno ma è stato un comportamento sostanzialmente illegittimo perché di fatto ponendosi il Capo dello Stato in conflitto di attribuzioni la Corte Costituzionale si trova in una grande difficoltà perché non può non dargli ragione, perché dandogli torte si crea addirittura una sorta di rottura del patto costituzionale. Ecco perché io ritengo che in questo momento bene farebbe il Capo dello Stato, chi per lui, a difendersi, a rinunciare a quel conflitto di attribuzione. E per quanto ci riguarda, noi dell'Italia dei Valori annunciamo da subito 2 cose. Primo, chiediamo formalmente al Governo, nel processo che si sta avviando in relazione alla trattativa Stato-mafia, di costituirsi parte civile, perché il Governo rappresenta l'istituzione Italia e come tale ha il dovere di costituirsi parte civile. E comunque noi dell'Italia dei Valori intendiamo raggruppare i cittadini in una sorta di azione comune per la costituzione di parte civile, perché sono i cittadini ad essere stati turlupinati in una situazione di questo genere. Grazie onorevole. Il direttore del Giorno ha ancora una domanda per lei. No, brevissimo. Prego. In chiusura, o perlomeno mi interessava ritornare... Ma non c'è problema, direttore, non c'è problema, io sono qui in Parlamento, come lei sa,
ma siamo solo io e lei. Quindi... No, mi interessava tornare su un punto, sulla domanda che le avevo rivolto in precedenza, o perlomeno precisarla meglio forse. Mi riferisco a un sondaggio che è stato condotto all'interno dell'Università Statale di Milano, dal quale risulta che il 40% dei giovani intervistato al momento attuale ha espresso la volontà di non andare a votare alle prossime elezioni, ma questo rientra probabilmente in un clima generale che riguarda una scarsa credibilità nei confronti delle forze politiche, non necessariamente ovviamente nei confronti dell'EDV o del Movimento 5 Stelle, che anzi in apparenza potrebbero trarre vantaggio proprio da questa situazione. Però le chiedo, tornando all'impossibilità di trovare con il PD o all'interno del centro-sinistra dei momenti e delle forme di riflessione diverse da quelle che siano puramente propagandistiche, perché a me sembra che nel suo intervento, pur essendo le sue ragioni più che condivisibili e indubbiamente penso che qualsiasi cittadino potrebbe per certi versi anche venire dalla sua parte, però nello stesso tempo si ha la sensazione che il mondo politico e quel mondo del quale anche lei fa parte di fatto si serva di questi argomenti in un momento preelettorale, salvo poi incontrare le difficoltà che lei stesso sottolinea quando dice che la macchina però non è pronta a diciamo, digerire quel tipo di richieste o di innovazioni e riforme che arrivano da gruppi come il suo ed altri. Mi chiedo se all'interno del PD non ci siano alternative a Bersani o alla leadership Bersani per cercare di trovare insieme qualcosa di diverso dal solito schierarsi per ottenere dei voti e non altro. Innanzitutto credo che lei stesso vorrà dare atto che l'Italia dei Valori è rimasta sempre coerente con l'impegno preso dagli elettori, con gli elettori al momento del voto, e in questo senso noi non abbiamo cambiato di una virgola la nostra impostazione e quindi questa coerenza... Mi scusi, coerente però mi permetta di dire di fatto inconcludente, cioè nel senso che sì, nessuno le può dare... certo, se avessi il 51% saprei fare di più e meglio, mi creda. Purtroppo in Parlamento siamo soltanto una ventina e quindi possiamo soltanto far sentire una voce alternativa, chiedendo agli elettori di darci la forza di poter costruire l'alternativa. Perché lei pensi che in Parlamento in questo momento ci sono delle maggioranze bulgare di 550-600 parlamentari quasi, deputati da una parte e quasi 170, 180 o 200 e passa senatori dall'altra, eppure per poter fare dei provvedimenti il governo Monti ha dovuto fare 34 voti di fiducia, perché altrimenti i provvedimenti non glieli votavano. Quindi puoi immaginare come potevamo noi dell'Italia dei Valori se non fare esattamente quel che abbiamo fatto, e più di così non potevamo fare, perché a forza di voti di fiducia ci hanno tolto anche la voce in Parlamento. Però lei mi ha fatto una domanda molto importante che mi permette di lanciare una freccia a favore del segretario del Partito Democratico Bersani, che pure in tante occasioni riconosco di aver criticato e da cui ho ricevuto pure delle critiche, come è normale che sia in democrazia. Cioè, a Bersani vanno riconosciute le attenuanti generiche di un segretario di un partito dove ci sono plurime anime, e quindi deve cercare di tenere insieme il tutto e il contrario di tutto al proprio interno, e si deve barcamenare ogni giorno. Lei provi a leggere anche l'Unità tutti i giorni, lei nell'Unità tutti i giorni trova, anche oggi se lo va a leggere, troverà degli articoli in cui ne dicono di cotte e di crude contro il PDL, però in Parlamento vogliono essere leggi insieme e sono in maggioranza insieme, dicono che devono fare delle cose diverse da quel che sta facendo il governo Monti, e però appoggiano senza se e senza mai il governo Monti. Voglio dire, questo segretario di un partito generalista, nel senso che non vorrei essere che sia frainteso la parola, nel senso che è sostanzialmente il primo partito italiano che però ha al proprio interno persone che la pensano l'una al contrario dell'altro, e per comprendere meglio, perché non vorrei che si cominci a dire Di Pietro spacca il Partito Democratico, gli prego di rileggere le dichiarazioni dell'onorevole Parisi
L'onorevole Parisi, persona integerrima, persona al di sopra di ogni sospetto, inoltre alla volontà di unitarietà all'interno del Partito Democratico, ha fatto presente più volte, anche ancora ieri, delle difficoltà che sta incontrando al proprio interno il Partito Democratico proprio in relazione al programma da portare avanti. Ecco perché in questo momento io, piuttosto che mettermi a lavorare per costruire una frattura all'interno del Partito Democratico che possa dialogare con l'Italia dei Valori, mi rivolgo direttamente ai cittadini per dire: date più forza all'Italia dei Valori per convincere spintaneamente il Partito Democratico il giorno dopo le elezioni, visti che fanno questa legge elettorale porcata che non permette ai cittadini di sapere prima come devono stare le coalizioni insieme, almeno per permettere dopo le elezioni al Partito Democratico di dover rivolgersi alla nostra parte per portare avanti le politiche che a noi stanno a cuore in materia di giustizia, di legalità, di difesa delle fasce sociali più deboli e dei lavoratori onesti, piuttosto che le politiche di altri partiti, per esempio in Sicilia quello dell'UDC, che in questi 15-20 anni ha fatto le politiche di chi è finito in galera per le politiche che ha portato avanti. Bene, e allora noi ringraziamo davvero l'onorevole Antonio Di Pietro per questa lunga chiacchierata insieme qui a TGCOM 24, grazie per questo intervento onorevole, buon lavoro.